Le nuove sistemazioni non sono state gradite da una trentina di profughi ricollocati dalla base di Conetta in seguito alla clamorosa protesta dei giorni scorsi. Tra quelli destinati alla Croce Rossa di Jesolo e alla caserma Serena di Treviso, in diversi si sono rifiutati di scendere dal pullman, chiedendo di essere rispediti nell'ex installazione militare per fuggire dalla quale avevano marciato per chilometri lungo le strade del Padovano e del Veneziano. All'interno del campo, intanto, la vittoria della battaglia di chi chiedeva il trasferimento ha acceso gli animi degli altri ospiti. Le 871 persone rimaste nell'ex caserma hanno capito che andarsene altrove è possibile e ora vogliono farlo anche loro. Circa 300 sarebbero già pronti a uscire e a mettersi in marcia verso Venezia. La vicenda intanto è approdata in Parlamento attraverso l'interrogazione del segretario di Scelta Civica Enrico Zanetti. È singolare, scrive, come una protesta organizzata e non improvvisata sia stata tollerata dagli organi dello Stato che invece di ristabilire le regole hanno consentito di infrangerle. Assecondare in modo diretto e pubblico le richieste dei migranti rischia di aprire precedenti pericolosi. Vanno invece ringraziati prefetto e patriarca, ribatte il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, per aver disinnescato una situazione potenzialmente esplosiva. Si pensi che solo a Cona ci sono più di 1000, anzi si è arrivati a 1500 ospiti, e a pochi chilometri a Bagnoli ce ne sono più o meno altrettanti, tutti concentrati in un arco di 6-7 chilometri con in mezzo un paese di 3000 abitanti. Solidarietà quindi anche ai sindaci di Cona, di Agne e di Bagnoli che si trovano esposti a una situazione difficile.